l'alternativa è questa: o l'elemosina e allora votate per loro, o il lavoro vero e allora votate per De Luca. Questa è l'alternativa: o l'elemosina o il lavoro, o le mance o il lavoro, o la corruzione o la dignità del lavoro personale. Allora faranno di tutto, garanzie giovani, stanno facendo piani per la protezione civile, altre palle, soldi regalati per fare un po' di clienti alle amministrazioni, no ovviamente. Stanno regalando credo 3.000 euro alle imprese agricole per fare i piani per accedere ai fondi europei, un'altra palla, 3.000 euro regalati. Non vi racconto quello che stanno facendo nella sanità, stanno facendo contratti a 3 mesi per gli infermieri per fare l'assistenza domiciliare, a 3 mesi. Passata la campagna elettorale di tutti questi cialtroni che sono la regione Campania, voi non ne troverete più uno, un minuto dopo scomparirà, come è capitato in questi 5 anni.